Riprendiamo la linea dallo stadio Friuli di Udine, dove si è conclusa pochi istanti fa la sfida tra Udinese e Cremonese, risultato di 3-0 a favore dei friulani. Allora andiamo a commentare questa prova da parte dell'11 messo in campo da Sottil, più gli altri, come si dice, impiegati in corso d'opera. Una rondine non fa primavera, ma ogni tanto questa ha le sembianze dell'Udinese per il colore piumaggio. Al di là dei tanti giri di parole, si sa che il cronista deve ogni tanto dosare a dovere il suo commento. Dopo tanto grigiore si è rivista una bella Udinese, non quella che avevamo ammirato a inizio stagione, ma almeno quella di cui vale spendere €1 come oggi in promozione. La gara si decide nella prima frazione di gioco. Dopo 90 secondi, padroni di casa in avanti grazie alla zampata di Samardic, che dal limite batte Carnesecchi con un tiro di rientro per Fardo. Gli ospiti tentano la reazione, ma questa volta sia la mediana sia la linea dei terzini si comportano a dovere. Al 27° minuto il raddoppio, pennellata dai 16 metri su punizione, Perez stacca tutti e infila per il 2-0. 5 minuti dopo si apre un'autostrada davanti a Successo, il quale ringrazia e infila per il 3-0. Nella ripresa l'Udinese controlla le sfuriate lombarde e in 2 occasioni potrebbe calare il poker. Poi tanta grazia, nel senso che finalmente non abbiamo nulla da rimproverare alla formazione friulana. Alla fine, come si dice, tutti felici e contenti, come potete sentire anche dall'urlo della folla. E dallo Stadio Friuli è tutto, grazie per la visione e l'ascolto, non resta che augurare a tutti voi un buon proseguimento di giornata. Ulteriori news come sempre sul nostro sito friulitv.net.